Allora, rincari in generale sono un problema perché i cittadini non sanno come fare, come muoversi. Il potere di acquisto, è inutile dirlo, crolla terribilmente e allora bisogna instradare dove fare delle scelte. Scegliere se la vacanza è un regalo, il dono natalizio, magari i bambini sì, ma per gli adulti no, e ci sono quindi tutte le attività produttive che ne risentono. Com'è la situazione? La state monitorando? Allora, noi ci siamo orientati più che altro adesso sul comparto vacanze per capire un attimo, per testare quali sono le... È interessante perché adesso magari molti si stanno orientando. Perché di fronte al fatto che sentiamo anche dai telegiornali che incominciano a fioccare anche le disdette. Sì, abbiamo visto anche nel veneziano. E questo eh. è già nel veneziano, ma abbiamo sentito nel Veneto, in montagna, si lamentano già alcuni albergatori. Vorremmo capire se queste disdette sono funzionali al fatto che effettivamente l'Omicron, il coronavirus, eccetera, stia dando l'altra frustata, oppure se ci siano dei problemi sottesi a queste disdette. Secondo me c'è un discorso però, perché io ho sentito tanti amici che dovevano tra l'altro venire in Veneto in vacanza da altre regioni del sud Italia, a te note. Grazie. E l'osservazione è stata questa: spendere tanti soldi nel periodo natalizio, perché ci sono stati anche momenti per andare in una regione che magari ti pone, che tu non puoi sapere ora di Natale, delle limitazioni o comunque c'è pericolo per la pandemia, anche no, piuttosto in un altro periodo, ma anche da un'altra parte. Vuol dire che ci sono due fattori: da un lato i rincari e un peso economico rilevante per una famiglia, anche perché i viaggi, attenzione, non è che sono viaggi, non si viaggia appunto, stavo parlando dei trasporti, state attenti, esatto. Ragazzi. I viaggi e i soggiorni, le permanenze, eccetera. Sì, certo. E poi dall'altro, vabbè, c'è il discorso pandemico che comunque fa paura, non tutti si sentono tranquilli. Però il rincaro esiste, perché se a parità di prezzi oppure con prezzi calmierati le persone dicono: ma sì, sono vaccinato, mi muovo, sono tranquillo, faccio le cose ugualmente. E invece il combinato disposto delle due cose sta veramente, è vero, perché hanno sentito diverse persone che dovevano fare queste trasferte di vacanza. Allora, io dico anche che prendendo proprio come focus il turismo di prossimità o anche il turismo da altre regioni, quello che ci interessa è capire, trovare un'unità di misura, un termometro più che altro che sia più o meno credibile su quelle che sono le variazioni dei prezzi. Perché sembra strano, io vado a cercare chi fa più vacanze e se ci sono meno persone o più persone fanno vacanze, ma in quel contesto quello è il momento in cui si può andare a vedere veramente se quegli aumenti dei prezzi siano giustificati, se siano dei prezzi gonfiati, se siano dei prezzi invece, come li chiamo io, con una frase un po' sibillina, ma quegli aumenti preventivi. Bravo. Cioè ti faccio un aumento preventivamente perché mi sta venendo il dubbio. Esatto, aspetta un attimo che intanto leggiamo questo messaggio che è arrivato. Quali sono per voi i parametri che bisogna guardare per capire che un gestore sia meglio di un altro? Io credo che oggigiorno, dove tutto è automatizzato, chi fornisce un servizio umano è vincente. E allora qui, siccome per il tempo per l'altro volo, dopo torniamo su questi discorsi degli aumenti, però mi parla anche di gestori energetici, che tra l'altro rientravano tra le nostre tematiche, perché rientra. Allora, come si fa a capire quando c'è un gestore che ci dà un certo tipo di garanzia che è migliore rispetto a un altro, quando abbiamo visto, abbiamo detto, aumenta comunque l'energia di fatto, quindi i prezzi sono aumentati dappertutto. Allora, cara Elena, a bomba, il mercato libero e a bomba è capitata proprio la domanda, proprio perché avevamo previsto che una di quelle famose domande sicuramente si sarebbe orientata verso il passaggio, la transizione dal mercato tutela al mercato libero. Il telespettatore quindi è già al corrente che dal 1° gennaio del 2023 dovremo essere tutti nel mercato libero, per cui con calma e serenità, dico sempre, e lo sto dicendo già da mesi, penso che ormai mi sono speso, abbiamo un anno di tempo per scegliere il nostro nuovo papà. No, ce lo scegliamo come vogliamo. Quali sono i parametri? Il telespettatore suggeriva l'umanità, quindi bravo. Allora, il parametro fondamentale sta nel fatto che bisogna prima capire
su quale parte della bolletta interverrà il nuovo venditore. E ripeto, senza stancarmi mai, che il nuovo venditore può intervenire sul costo della materia prima, che influisce sul 33% della tua bolletta, per cui se spendi 100 euro al mese di bolletta, 33 sono di costo e 35 di materia prima e 65 sono di altre cose, quelle che abbiamo detto prima, quelle orribili, che non vorremmo neanche vedere in bolletta. Quindi se qualcuno mi viene a dire che mi fa risparmiare il 10%, il 20% sulla bolletta, mi sta dicendo che lui interverrà su un terzo di quella bolletta, quindi sarà sul 10% di 33 euro, non sul 10% di 100 euro. Ricordarsi sempre questo principio. Ma quindi è il servizio che cambia. È il servizio che cambia. E io cosa ti ho detto sempre, Elena? Il post vendita. Io ti posso vendere quindi la migliore macchina del mondo, ti posso vendere il miglior servizio del mondo, ma se non ti do un post vendita, cioè se non ti do le assistenze, le garanzie, la tranquillità di avere anche il comportamento, la bolletta molto chiara, certo, il rapporto umano significa che un call center ci deve essere per coloro che non sono digitalizzati, ragazzi. Siamo un paese di vecchi ancora, non siamo un paese di giovani e molti non sono digitalizzati. Vi prego, lo diciamo anche alle compagnie, ma anche la chiusura stessa del stabilite contratto. Un contatto umano con le persone, perché può valere anche avere 10 clienti in più se avete un approccio più diretto, più umano, ecco, questi sono. E poi il post vendita, puntualità, regolarità, servizio chiaro e trasparente. Siamo qua nella massima trasparenza, ma deve essere trasparenza da parte del venditore nei confronti, spiegando anche, dicendo guarda che io ti do questo, questo e questo. Buongiorno, chiamo da Venezia. 2 anni fa mi è arrivato un pacco da TIM non richiesto, l'ho rispedito con raccomandata, con ricevuta di ritorno, ma continuano a tenersi i soldi ogni mese. Ho fatto altre raccomandate, telefonate, ma non è servito a niente. Cosa posso fare? Grazie, Giuliana. Giuliana, cosa devo dirti? Guarda, cosa può fare? Vieni all'Associazione dei Consumatori, ormai la nostra pluriennale esperienza nei confronti della telefonia. Dove può andare? Sì, può venire a Adoc in via Bembo da noi, all'Adoc presso la Will, oppure può andare anche in altre associazioni come la Federconsumatori, la di Consum. È presente a Mestre, tra l'altro. Si è presenti a Mestre anche loro. Si viene da me, so qua, la faccia è questa. Perché allora voi lì intervenite direttamente? Noi interveniamo direttamente andando prima in reclamo e poi dopo attivando la conciliazione se il reclamo non va. Ma anche per un pacco spedito? Sì, perché probabilmente, lo dico Giuliana, probabilmente avrai spedito il pacco, no, su una sede che non è prevista per tornare indietro il pacco. Io non so se l'hai spedito a Roma oppure l'hai spedito all'Andriano in provincia di Pavia. Guarda quante cose sto dicendo oggi. All'Andriano in provincia di Pavia. Il vero indirizzo è all'Andriano in provincia di Pavia. Fai fatica a trovarlo sui siti, ma comunque se vieni da noi faremo tutte le valutazioni giuste per poterti togliere quell'incubo che si protrarrà fino alla fine, perché le fatturazioni sono di un automatico e di un impersonale che non puoi fare 100.000 reclami, poi dopo, eccola, il call center. Ecco, infatti. Ho fatto decine e centinaia. Da dove ti hanno risposto, Giuliana? Dall'estero? Fuori dalla comunità europea, per esempio? Anche quello è un metodo per procrastinare certi tipi di risposte. Ti do una risposta, ma non ti rispondo nella fattispecie sulla tua esigenza. Ti rispondo. Quindi avere delle persone presenti. Ma la cosa fondamentale per tutti i servizi, purtroppo stiamo sempre andando avanti in un percorso che sembra quasi senza ritorno, ti rispondono sempre dei ricevitori automatici, eccetera. La disumanizzazione, ieri ho sentito il filosofo che ha parlato di disumanizzazione del lavoro. Nella stessa fattispecie, no? L'automatizzazione di questi servizi, no? Porta a queste situazioni, a questi disastri che
non vengono trattati da gente che è flessibile, perché noi abbiamo, proprio per questo diamo un valore aggiunto umanizzando anche il posto vendita. Che è un altro aspetto importante. Ecco, dicevo per finire, ci sono nel mercato tutelato ancora 13 milioni di cittadini, che siamo in chiusura. Velocissimo, per cui questi 13 milioni di cittadini come mai non hanno ancora scelto? Perché appunto, come lo spettatore di prima, il telespettatore si è detto: come facciamo a orientarci? 3 regole fondamentali. Veloci. La prima è quella di guardare la trasparenza del coso, la bolletta, e poi dopo di andare a vedere il posto vendita. Perfetto, il rapporto umano. E allora noi col rapporto umano pienamente aperto, perché abbiamo sempre i nostri interlocutori presenti che possono rispondere alle vostre domande, vi salutiamo. L'appuntamento resta sempre a domani da Centro di Padova. Grazie, buon proseguimento. Sergio Taurino, grazie a te, buon lavoro. Grazie a te, Elena, a risentirci. Grazie.